Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com. Oggi ci andiamo a vedere una partita recentissima giocata proprio qualche giorno fa all'interno del torneo a squadre della Norvegia. Chiaramente all'interno di una squadra è presente anche il campione del mondo che in prima scacchiera va a sfidare il maestro internazionale Ostmo. Andiamo a vedere com'è andata la partita. Ti dico che è durata una caterva di mosse, quindi a un certo punto andremo veloce perché se dobbiamo commentare ogni singola mossa questo video potrebbe durare 50 minuti, quindi ma analizziamo le mosse chiave. E4 Carlsen con il bianco, C6, difesa Caro-Kann, cavallo F3, D5 e ora mossa subito che lascia un po' così chi guarda la partita, D3. Qual è l'idea di D3? È chiaramente invogliare il nero a catturare e cambiare le donne, entrando così velocemente in un finale. Devi sapere che i giocatori forti hanno una conoscenza migliore del finale rispetto a coloro di categorie inferiori, quindi io penso proprio che qui Carlsen stesse facendo leva su questa cosa qui. Ok, entro in un finale e tecnicamente lo batterò. E la partita va proprio così, di per cattura, cattura. Adesso il bianco ha perso l'arrocco, ma non è una grande tragedia poiché le donne non sono più sulla scacchiera. Cavallo in D7, cavallo in BD2, E5, cavallo C4 e ora chiaramente questa manovra è ottima poiché i due cavalli sono pronti a fare pressione sul pedone centrale e in una situazione di questo tipo dove praticamente si forza il nero a giocare F6, qui il gioco andrà praticamente sulle ali. Quali? Beh, sicuramente verso l'ala di donna, quindi si giocherà in questa situazione qui e controllare queste caselle centrali e semicentrali sarà importantissimo per le sorti della partita. La partita continua con cavallo in F va in D2, l'idea è quella di portare questo cavallo ad ovest dove potrà dare una mano con l'attacco. Cavallo C5, anche il nero decide di controllare queste case importanti, chiaramente tenere sempre un occhio su quel pedone centrale e ora A4 parte l'avanzata dei pedoni ad ovest. Alfiere in E6, questa mossa è molto importante perché dato che ora il nero si aspetta B4, dopo B4 il cavallo può ritirarsi in D7. Però se non avesse tirato fuori l'alfiere, dopo cavallo D7 l'alfiere sarebbe rimasto tappato, invece prima tira fuori l'alfiere, B4 e ora ritirata di cavallo in D7. Bene, fin qui tutto tranquillo e ora viene giocata una mossa di pedone C3. Anche qui c'è da fare una piccolissima considerazione. È importantissimo muovere i propri pedoni affinché non si lasciano i buchi. Anche all'interno del corso strutture pedonali che puoi trovare nell'Accademia di Matto Scacco, il corso di 7 ore, si parla dell'importanza dei pedoni e di come posizionare i propri pedoni affinché non si lasciano buchi. Guarda come il pedone C3 e il pedone E4 collaborano nell'evitare che i pezzi avversari possano prendere case chiave. Chiaramente lo stesso discorso possiamo farlo per i pedoni del nero che controllano questa casa e questa casa. Quindi è veramente importante non lasciare buchi per i cavalli che possono essere insidiosissimi. Cavallo in H6, l'idea non è quella tanto di andare qui, ma di riposizionare il cavallo via F7. Re C2 e a questo punto cavallo in F7. Come ti dicevo, un ipotetico attacco di questo tipo non avrebbe portato a nulla. Per esempio ora F3, cavallo in F2, è vero attacca la torre, ma dopo che tolgo la torre il tuo cavallo non ha più vie di fuga. Si potrebbe tentare F5, però insomma la cosa è rischiosa. Quindi la mossa che è stata giocata in partita invece è cavallo in F7 e ora cavallo in B3. Come vedi i pezzi del bianco sono tutti rivolti sull'ala di donna, dove è lì che si sta giocando la partita. Cavallo in D6 e adesso seguono un po' di semplificazioni e cavallo A5, mossa geniale, punta il pedone B7 e il pedone B7 purtroppo non si può spostare, altrimenti poi si perde anche quello in C6. È il turno del nero che trova una soluzione innovativa per difendere quel pedone che è l'arrocco corto e adesso alfiere C4. Anche questa mossa è molto carina, ci ho evidenziato in verde l'alfiere buono, cioè quello di colore opposto rispetto alla propria struttura di pedoni, quindi l'idea è quello proprio di cambiare questo alfiere buono e la partita va in questo modo, dove
Al nero è rimasto l'alfiere cattivo. È una cosa significativa? Può esserlo. E il cavallo sicuramente si muove molto bene. C'è da dire che anche questo alfiere nero ha poco spazio, no? Quindi bisognerà cercare di trovargli una posizione. Alfiere 7 perché è l'alfiere sotto, alfiere 3. Eccola la casa dove finalmente questo alfiere riesce a essere un pochettino attivo e iniziare a fare pressione su case importanti. B6. Torre in H va in D1, sicuramente la colonna D è la colonna aperta, sarebbe magari interessante provare anche a raddoppiare le torri. Re in C7, A5, B5 e ora ti chiedo dove metteresti questo cavallo. Ti lascio qualche secondo per pensarci e vediamo se è la stessa mossa che fa Carlsen. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. Ok, sicuramente avrai visto una manovra di questo tipo, eventualmente per riposizionare il cavallo lì, anche se la casa C5 è ben controllata dal nero e potrebbe starci, ma la mossa che viene giocata in partita invece è cavallo B6. Questo cavallo è 2 volte attaccato dal cavallo, ma soprattutto dal pedone in A7. Questa mossa è valutata dal motore scacchistico come sì, interessante, ma non era la migliore. Era veramente migliore ritirare il cavallo in B2. E tu immaginati, qui tu sei un maestro internazionale che stai sfidando il campione del mondo che fa una mossa avventata e tu dici, beh, se l'ha fatta vuol dire che c'è un motivo. E quindi qui il nero gioca cavallo B8, 2 punti di domanda. Questa mossa è sbagliata, si poteva approfittare. Allora, si poteva approfittare di pedone, che era la mossa migliore, e a seguito di questa ti faccio vedere come poteva continuare. Cavallo B6, torre in A7 scacco, bisogna togliere il re. E la situazione è interessante, si toglie il re e ora si può andare anche per alfiere B6, si attacca anche la torre, ci sono 2000 possibilità, cattura, alfiere qui, alfiere C5, alfiere C7, insomma la posizione in questo caso è pari anche di materiale. Questa era una buona continuazione per il nero. Invece se catturava di cavallo c'era il disastro, poiché c'era aper, torre e a questo punto re B8, purtroppo non si può fare granché e anziché andare subito a papparsi quell'alfiere c'è anche l'idea di un matto, perché si minaccia prima la torre in A8 e poi l'altra che va in settima traversa. Qui il re sarebbe dovuto cercare delle vie di fuga e qui vabbè, ti prendi tranquillamente il pezzo e vai in vantaggio. Ma detto ciò, su cavallo B6 il nero gioca cavallo B8. Qui si dice un po' in gergo scacchistico che si ha paura dei fantasmi, no? Torre per... No, giusto, scusa, tocca al bianco. Torre per, alfiere per... E ora A6! Ancora grandi mosse. Questo cavallo è in presa, ma non è in presa. In partita viene giocata cavallo per A6. Chiaramente a seguito della presa qui si andava a promozione al 100% e non c'era nessun modo per evitarlo. O comunque... l'unica... no, non c'è nessun modo. No, scherzavo. Ok, viene giocata cavallo A6, cavallo A6, cavallo C4, cavallo C4 molto carina, B per C4, adesso questi pedoni sono doppiati, Carlsen sa che prima o poi forse il pedone C4 riuscirà a prenderselo. Torre per A6, pronti per attaccare questo punto che ormai è indifendibile perché è doppiamente attaccato. Re D7, cattura, alfiere C7. E qui questo è un finale veramente complicato. L'ideale sarebbe riuscire a portare questo pedone a promozione, ma finché c'è l'ultimo baluardo che è quel pedone C6 è veramente difficile. F4, anche questa è una mossa veramente forte. E qui il nero invece gioca... fammi vedere, re C8, ma poteva forse catturare questo pedone? Si poteva, il problema è che dopo la cattura
ci sarebbe stato un doppio attacco su questo alfiere che è inchiodato, che quindi non avrebbe potuto catturare subito l'alfiere. Dunque viene giocata re c8 e a questo punto f per e5, torre 8 minacciando l'infilata è l'unica salvezza e interporre davanti l'alfiere. Torre in a5, siamo entrati in un finale molto complesso, qui bisogna giocare bene poiché il minimo errore ti fa perdere la partita. Re b7, b5, torre c8, vado avanti un po' veloce perché sono tante mosse, b6, si avanza finalmente questo pedone che può essere l'ultima salvezza, ma finché c'è il re lì che controlla è piuttosto difficile. Torre f8, torre in a1, torre f6, g3, h5, re d2, torre d6 scacco, re in c2, torre f6, piccole manovre ma molto importanti, alfiere in c5, h4, torre d1, cattura. Attenzione, questo pedone isolato può essere facilmente attaccato dalla torre e infatti torre g6 per attaccare questo punto. Il modo migliore non è piazzare la propria torre in modo difensivo, perché avremo una torre attiva che questa è una torre difensiva che questa, ma torre d7 e dopo re in a6, torre in d8. L'idea è sempre quella di continuare a creare minacce. Si minacciava l'alfiere, il re è dovuto tornare, adesso alfiere f2. Chiaramente è meglio posizionare l'alfiere alla difesa di questo pezzo che non tenere una torre piena a difendere un pedone. Si attacca l'alfiere che si deve spostare, si avanza pian piano, alfiere d2, alfiere in e3, c5 e ora questa debolezza di questi due pedoni inizia a farsi sentire. G4, si cattura il pedone, il nero è andato avanti un pedone ma il bianco non ha paura poiché sa che questi due pedoni si recuperano facilmente, almeno uno dei due, quello in c4, quello posizionato su casa chiara, torre in e8, torre in a4, g5, re d7, si minaccia la torre che si sposta, torre f3, si attacca a quell'alfiere, re d2, siamo alla 50ª mossa superata, ma ce ne sono ancora una ventina. Si manovra ancora con qualche scacco qui e lì, si attacca finalmente questo pedone che sembra essere indifendibile. Alfiere 7, finalmente si torna in parità di materiale e questo sembra un finale difficile da vincere. Sembra tecnicamente difficile da vincere, qui cade un altro pedone a testa, ancora una volta qui bisogna cercare l'unico piano è quello di portare a promozione il proprio pedone. Vediamo chi ci arriverà per primo. Torre g2 scacco, il re si toglie, torre g3, re c2, alfiere per, pedone per. Adesso questo pedone ha un'altra colonna in più di distanza dal re avversario, quindi sembra essere interessante la situazione. Non solo, il re bianco controlla la casa b3, cioè la casa dove la torre potrebbe ostacolare la salita del nostro pedone. Re in e7, b5, via la riscossa, torre f3, re d6, si attacca alla torre, scacco, re in e6, torre d8, re in e7, torre g8, re d6. L'idea è quella di portare il re verso quel pedone, andare in f7 sarebbe servito a poco poiché questo avrebbe reso i piani del bianco più semplici. Quindi ottima mossa, re d6. Cattura del pedone, finalmente cade un altro pedone, ma probabilmente solo momentaneo, poiché adesso questo pedone è vicinissimo, questo re è vicinissimo a questo pedone e la vedo dura da difendere. Come fai a difendere quel pedone? Devi spingerlo, ma una volta che l'hai spinto, a questo punto si minaccia torre in b7, cambio. Ok, il re riesce a tenere ancora la situazione e adesso l'idea è quello di cambiare un altro pedone per vincere, per pareggiare così la situazione. Il nero cerca di spingere, anche il bianco vorrebbe spingere, ma qui Carlsen praticamente chiede la patta. Una volta che metti la torre qui, praticamente stai chiedendo la patta. Chiaramente il nero non può catturare, torre a1 è la mossa che viene giocata. In caso di cattura la partita si potrebbe ribaltare, poiché il bianco va a promozione con scacco. Torniamo indietro, torre a1 scacco, il re si toglie,
torre, il re si avvicina a quel pedone e alla fine succede quello che deve succedere. Scacco un attimo momentaneo e a questo punto scacco, il re si sposta, cade un pedone, ma la prossima ci avviciniamo con il nostro re sul pedone B7 e cadrà anche l'altro. Non c'è nulla da fare, il bianco non può impedire questo. E dopo cattura. I due re rimangono da soli sulla scacchiera e come sai questa è una situazione di patta. Il maestro internazionale Osmo riesce a strappare in modo super dignitoso una pazza al campione del mondo facendogli perdere dell'elo, perché tu sai che quando vai a pareggiare con un giocatore che ha 400 punti in meno di te perdi elo anche pareggiando. Non ne perdi tanto, se non mi sbaglio Carsten ha perso solo 4 punti, poiché i giocatori professionisti hanno un coefficiente denominato K più basso e quindi questo permette una variazione inferiore di elo. Però ottima performance da parte del nero, forse è stata un po' troppo avventata l'idea di cambiare subito le regine per entrare in un finale, poiché il nero ha dimostrato veramente di riuscire a cavarsela bene. Partita estenuante, spero che vi sia piaciuta, siamo andati veloce, chiaramente su ognuna di quelle mosse c'era da parlarne per 10 minuti e niente, ci vediamo domani con un altro video, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!